La signora in rosso. Michelle Obama arriva dal cielo con l'Air Force 2. È mezzogiorno e mezzo quando atterra a Venezia, all'aeroporto Marco Polo, una mitragliata di foto, i flash impazziscono, la moglie dell'uomo più potente del mondo, scendendo le scale saluta con un sorriso smagliante. È accompagnata dalle due figlie, Malia e Sciascia, e quando muove il suo primo passo in terra veneta viene subito accolta dal prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, che con un profondo inchino la saluta assieme al governatore Luca Zaia e al nuovo sindaco Luigi Brugnaro, alla sua prima grande occasione con la fascia tricolore. Bella persona, una persona allegra, gli abbiamo raccontato di come a Venezia c'è la storia del basket in Italia. Sì, abbiamo detto questo. La verità. Abbiamo parlato della squadra del basket. Cioè. Mi sono trovato anche imbarazzato perché io sono di Treviso a sentire uno che parla della Reia. Abbiamo parlato della Reia e abbiamo detto che in effetti qua c'è la storia del basket. Ha gonfiato busie, qualcosa. Abbiamo detto che siamo i numeri uno, insomma. Appunto, non è vero. C'è feeling tra Luigi Brugnaro e Luca Zaia che si tengono a braccetto e sorridono pochi minuti dopo, raccontando l'incontro con la First Lady americana in un aeroporto blindatissimo. La polizia è dappertutto, nulla è lasciato al caso. Anche i giornalisti, i cameraman e i fotografi, prima di accedere alla zona riservata alla stampa, vengono perquisiti. Le telecamere vengono smontate e controllate pezzo per pezzo. La macchina della sicurezza è mastodontica e impegna 350 specialisti. Ha detto che è felice di essere qui e io gli ho detto che è nella città più bella del mondo e lei ha detto è vero, siamo nella città più bella del mondo e direi che questo deve essere una soddisfazione per i veneti. È una giornata intensa quella di Michelle Obama che con le due figlie sale sulla macchina che la aspetta davanti all'Air Force 2 e raggiunge la base militare di Venezia, il Del Din, per passare il pomeriggio con i soldati americani. In serata la First Lady torna a Venezia, il dispiegamento di forze è impressionante con elicotteri che sorvegliano il tragitto dell'auto presidenziale, gli agenti in borghese che sorvegliano le strade e la polizia che blinda tutta la laguna. Michelle Obama si dedica alla cultura, visita la Basilica di San Marco, poi il Palazzo Ducale. È evidente che questo ci può portare interessi economici, vuol dire che la comunità americana tiene a questo luogo, ci hanno chiesto come protocollo, anche col signor prefetto, siamo qua proprio per rappresentare questo e per dire che le istituzioni in questa città ci sono e c'è una gran voglia di rilanciare la città tutta, intendendo proprio una grande città, una vasta città nel mondo. Stanotte Michelle Obama alloggerà all'Hilton Molino Stucchi. Nella mattinata visiterà la Biennale, ma domani è già un altro giorno, intenso, come oggi. Ma questa è la vita di una First Lady.